È stato colpito da una scheggia di lamiera mentre era al lavoro, tragedia alla unica di San Giorgio delle Pertiche nel Padovano, dove è morto oggi un operaio. Se li prendevo li ammazzavo, così lo scrittore Mauro Corona racconta dell'assalto subito nel suo laboratorio di Erto. Giovani distruggono una vetrina e lui li insegue con l'ascia. Venditori abusivi sempre più spregiudicati. Rissa tra cittadini bengalesi sabato notte nel salotto della città, piazza San Marco, trasformata in un campo di battaglia. Ieri a Torre del Greco, suo paese natale, l'ultimo saluto a Mariarca Mennella, uccisa dall'ex marito a Musile di Piave. Chiesa gremita e le scuse del vice sindaco: non ti abbiamo protetta. Referendum separatista, Marco Sitran, portavoce del gruppo Mestre Venezia, due grandi città, ha querelato il sindaco Brugnaro per abuso di potere, conflitto di interessi e attentato alla Costituzione. Il report di sindacato e Caritas sull'immigrazione nella Marca, quasi un nuovo assunto su tre, nel 2016 un immigrato, e se gli stranieri sono in calo è sempre perché acquisiscono di più la cittadinanza. Nozze VIP a Cortina, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Jacopo Berti ha sposato la fidanzata Lavinia Palombini al termine della cerimonia, pranzo ad alta quota in un rifugio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con informazioni di Antena 3, il telegiornale del Veneto. E cominciamo dunque dall'ennesima tragedia sul lavoro questa mattina nel Padovano. È stato colpito da una scheggia di lamiera mentre era al lavoro, è morto così a San Giorgio delle Pertiche un operaio di 48 anni. Lo conosco da 17 anni più o meno. Era anche un esperto sullo stampo, le dinamiche non si sanno perché ci sono accertamenti da parte dello Spisal e i carabinieri. Ore 11:15, un normale lunedì di lavoro alla Unica SRL di San Giorgio delle Pertiche. Gezim H, 48 anni, albanese, arrivato in Italia da molto tempo, sta lavorando a una macchina che taglia lamiere quando improvvisamente parte una scheggia di ferro che lo colpisce al collo, recidendo l'aorta. L'uomo ha appena il tempo di alzare un braccio per chiedere aiuto e crolla a terra. Un compagno lo vede, scattano i soccorsi. Arriva l'ambulanza, ma per Gezim H, Gino, per amici e compagni di lavoro non c'è nulla da fare. Un fulmine a ciel sereno in azienda una settimana dalla chiusura per le ferie. L'ultima settimana, poi c'erano le 2 settimane di chiusura centrale, quindi gli mancava poco. Occhi lucidi tra i compagni di una vita che dovevano uscire a cena per festeggiare il meritato riposo. Chiusa l'azienda, dove non è stata ritirata neppure la posta per permettere ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal di completare i rilievi. 150 dipendenti alla Unica SRL, azienda specializzata nello stampaggio di lamiera a freddo per il settore auto ed elettrodomestici. Una ditta in salute dove sulla sicurezza si investe, raccontano. L'azienda sta lavorando tanto sulla sicurezza, questa azienda qua, quindi sono cose inaspettate. Una tragedia per ora senza un perché. Gezim H era un operaio esperto, viveva ad Arsego, lascia la moglie e 2 figlie. Se li prendevo li ammazzavo, così lo scrittore Mauro Corona racconta dell'assalto subito l'altra notte nel suo laboratorio a Erto. Giovani distruggono una vetrina lanciandovi contro proprio una scultura di Corona, e poi lui, svegliato perché dormiva nel laboratorio, li ha inseguiti con un'ascia. E quando ho sentito fuori, io ero qui, ma non dormivano alle 3:08, ho sentito che sbraitavano e poi ho sentito il rumore della statua di bronzo che veniva spostata. Allora ho fatto così, ho detto qui ci scappa qualcosa, e l'ho visti lanciare la statua contro la finestra, la vetrata. Era nel suo buon ritiro a Erto di notte, il laboratorio in cui scrive, intaglia il legno e incontra i fan. Passate da poco le 3, tra sabato e domenica i vandali hanno lanciato l'assalto senza sapere il rischio corso di sentire il sibilo del canto delle manere. Qui non esiste più la porta, perché dei bastardi maleducati, vandali, me l'hanno sfasciata, hanno preso questa scultura alle 3 di notte, e anche ventenni hanno forza, e l'hanno lanciata. Io non sapevano che io dormo lì dietro, e quando ho sentito il rumore, che senti che fa rumore, ho messo fuori la testa e là l'ho visto che l'hanno lanciata, al che ho preso la scure, perché in quei momenti lì non è che ragioni tanto bene, ho preso la scure ma ero scalzo, li ho inseguiti, sono uscito dalla porta di là e sghignazzavano, mi prendevano
non li ho raggiunti ed è stato un miracolo per me soprattutto e soprattutto per loro. Manca disciplina, etica, educazione, per fortuna loro e mia erano velocissimi, dice ora Corona. Mi fa male non il gesto a me personale, mi fa male questa deriva di molta gioventù che non ha più paura di niente, non ha scrupoli, beffardi, arroganti, provocatori. Furioso e addolorato, sapevano chi colpivano e questo fa rabbia. Ora sappiate che se entrate a casa mia senza permesso, sfasciandomi la vetrina, rischiate grosso. Perché io vivo anche di impulsi, non sempre di logica. La logica fasulla ce l'hanno i politici. Non si può fare questo, non si può fare, io faccio e rispondo. Io faccio a casa mia e rispondo. Ogni anno la stessa storia, quando qui si organizza il torneo di calcetto, giovani senza educazione di notte ubriachi ne combinano di tutti i colori. Siamo in balia di giovani barbari senza nulla o interessi. Perché in quei casi lì senti urlare tua moglie, tua figlia, una detonazione che è crollata la vetrina, che fai? 67 anni, decine di bestseller nel suo paiolo per il cantore del Vaillant. Ecco la situazione che la politica non vuol capire, è la situazione pericolosa, è l'attimo, è l'attimo. E quella di Corona, ancora una volta, non è una difesa legittima, ma una lezione di vita a ragazzi, genitori e politici. Io adesso li direi, dai ragazzi, andiamo al bar e chiudiamo, mettiamoci una pietra sopra. Il pericolo mio personale è che durante queste cose uno non ci vede più e rischia veramente di fare il danno. Io l'altra sera li beccavo, li ammazzavo, punto. Ora inorridisco all'idea di averli beccati, ma in quei momenti lì non sei più tu, sei un uomo vilipeso, offeso, maltrattato. E poi sconvolge quando ad essere trasformata in un ring è Piazza San Marco. Sabato sera, una manciata di minuti a mezzanotte. Da salotto del mondo, Piazza San Marco si trasforma in arena per un regolamento di conti tra bande, come fossimo in una periferia degradata. Ad affrontarsi due opposte fazioni di bengalesi in lotta per il territorio dove esercitare la loro attività di venditori abusivi di cianfrusaglie. La violenza dello scontro è testimoniata da queste immagini girate col telefono da un veneziano di passaggio e, come sempre più spesso avviene, diventate virali in rete. Lo stesso autore del breve filmato è poi corso in cerca delle forze dell'ordine, rintracciando una pattuglia interforze che aveva visto passare di lì qualche istante prima. Al carabiniere e ai due lagunari che lo accompagnavano è bastato mostrare la loro presenza per far disperdere i contendenti, che hanno preso direzioni diverse in una fuga rapida e disordinata. I militari hanno acquisito le immagini del sistema di sorveglianza comunale che riprende H24 quella zona di Piazza San Marco e tenteranno di identificare tutti i presenti. Nessuno stupore per quello che è successo, commentano sconsolati gli ambulanti regolari che tutti i giorni lavorano in piazza. Litigi tra venditori abusivi non sono affatto rari. Siamo abituati a vederli mettersi le mani addosso per pochi euro. Purtroppo non sono un bel biglietto da visita per i turisti che quotidianamente assistono a queste scene. Qua sentiamo proprio che la piazza non è più nostra, c'è quel simbolo sacro di grande rispetto e sempre devozione da parte di tutti i suoi cittadini. Oggi si rendono conto, i cittadini, io compreso, che questa gentaglia ormai ha impossessato la piazza e la gestisce a proprio comodo. Alza bandiera bianca il consigliere leghista Giovanni Giusto. Finché le leggi restano queste, sostiene, dobbiamo prendere atto che si tratta di un problema irrisolvibile. Servono più poteri all'amministrazione o a occuparsi di questa gente saranno i cittadini. I veneziani stanno rispolverando quella vecchia, quel vecchio orgoglio, quello dell'appartenenza, e attenzione che se superiamo quella soglia, dopo magari essere puniti saremo noi che cerchiamo di difendere la nostra città. E per difenderla, sapete della decisione nei giorni scorsi del sindaco Brugnaro di vietare l'alcol in strada durante il weekend. Reazioni in città, sentiamo.
Ormai sembra di vivere la città dell'assurdo, chi beve una birra seduto in fondamenta degli Ormesini diventa un delinquente, chi gioca a palla diventa un trasgressore e intanto in piazza San Marco si menano il sabato sera davanti a tutti, davanti alla Basilica, impuniti. E allora tutta questa politica di repressione della delinquenza dove sta? La tolleranza zero, tanto sbandierata dall'amministrazione comunale, finora si è vista solo contro chi beve un'innocente birretta per strada, mentre la Polizia di Stato sembra non avere di meglio da fare che multare chi gioca a pallone in spiaggia, come è accaduto al Lido. Un invito alla riflessione arriva dalla consigliera comunale a 5 Stelle Elena La Rocca. È una manifestazione di un comportamento forte contro i soggetti deboli e un comportamento debole contro i soggetti forti. Il divieto di alcolici per strada voluto dal sindaco funziona come uno spot elettorale, sostiene La Rocca, mentre la città storica è ostaggio di veri delinquenti e gli annunciati rinforzi estivi della polizia municipale a metà estate ancora non sono entrati in servizio. I vigili devono ancora arrivare, ma soprattutto sono dei vigili comunque che saranno assunti a tempo determinato, quindi non avranno un'azione sistemica, non ci sarà un intervento sulla città, quale invece sarebbe necessario ci fosse con un maggiore investimento sulle risorse e sulla sicurezza. Occorre poi distinguere tra delinquenza e semplice inciviltà, conclude l'esponente dei 5 Stelle. Contro la seconda, più della repressione, serve l'educazione, che non si favorisce certo trattando il personale di scuole e asili, come ha fatto nell'ultimo anno il sindaco Brugnaro. Poi il lutto cittadino, la Chiesa gremita ieri per l'ultimo saluto a Maria Archetta Mennella, la 38enne di Torre del Greco, uccisa 8 giorni fa a Musile di Piave dall'ex marito. Scusa se non abbiamo saputo proteggerti da quel mostro che si nascondeva dietro quell'amore che non può uccidere mai. Le parole della vice sindaco di Torre del Greco al termine della cerimonia funebre per l'addio a Maria Archetta Mennella, la 38enne di Torre del Greco, uccisa 8 giorni fa a Musile di Piave dall'ex marito Antonio Ascione. Nella Basilica di Santa Croce della città, che ha dato i natali a Mariarca, sono stati celebrati i funerali della donna davanti a migliaia di persone. Il parroco all'omelia ha lanciato un messaggio di solidarietà e un appello, una volta spenti i riflettori, a non lasciare soli i 2 figli della donna e la famiglia. Alle istituzioni la richiesta di impegno per la tutela della vita delle donne. Io spero che però spenti i riflettori abbassate le case, voi tutti continuate a vivere nella solidarietà con questa famiglia, con i bambini che sono rimasti, non da domani, da stasera stesso. In chiesa la madre della giovane donna Maria, le sorelle, il fratello e la figlia 15enne di Mariarca, Assia. Non c'era l'altro figlio Salvatore, 9 anni, a cui ancora non è stata detta tutta la verità. Mariarca si era trasferita al nord con i suoi figli 1 anno e mezzo fa per cambiare vita e per allontanarsi da Antonio, che non si rassegnava alla separazione dalla moglie. Reo confesso dell'omicidio della donna, Ascione si trova nel carcere di Venezia. A Musile di Piave giovedì ci sarà una fiaccolata in memoria di Maria Archetta Mennella. Chiedo a tutti di partecipare, ha detto il sindaco Silvia Susanna, che attraverso l'amministrazione ha organizzato il corteo per dire basta alla violenza sulle donne e per sensibilizzare il territorio sul grave problema della violenza domestica e di genere. Gli azionisti, ora le banche, bussano alla porta della Regione Veneto, servono 70.000 euro per accedere a tutti gli atti sul crack di BPV. Intanto il Presidente Luca Zaia ricorda il problema dei fidi alle aziende per Veneto Banca e BPV e dice serve un incontro con Messina. 70.000 euro, questa è la cifra che si dovrà sborsare se si vuole accedere agli atti dell'inchiesta della Procura di Vicenza sul crack di Banca Popolare di Vicenza. Una cifra enorme per i tanti risparmiatori già beffati dalla banca e poi del cosiddetto salvataggio e che oggi praticamente in mano hanno un pugno di mosche. Le associazioni che raccolgono i risparmiatori hanno scelto l'unica strada per loro percorribile, ovvero hanno deciso di dividere tra loro la spesa, ma i soldi sono tanti, troppi, e per questo si sono rivolte alla Regione Veneto chiedendo un contributo, visto peraltro che la Regione stessa, per seguire la vicenda, ha provveduto ad un fondo straordinario stanziando 500.000 euro.
Documenti, spiega il Movimento Difesa del Cittadino, che sono indispensabili ai fini della tutela dei diritti dei cittadini che si reputano truffati. Il presidente Zaia non fa promesse al riguardo, ma certo è impossibile dimenticarsi di loro. Non posso non dimenticare che abbiamo 205.000 azionisti che hanno perso tutto. 205.000 azionisti che hanno perso tutto. Trovo scandaloso che non si aiutino gli azionisti, che io chiamerei risparmiatori, che riescono a dimostrare che non facevano i trader di borsa ma avevano comprato solo le azioni della banca. Mentre le associazioni che tutelano gli azionisti devono fare i conti con le questioni legali, ormai il futuro, ovvero Banca Intesa San Paolo, avanza a grandi passi. Un passaggio che deve fare i conti con un Veneto o un Vicentino che sconta una perdita finanziaria, economica e di competitività. Sul tavolo c'è tutta la partita dei fidi alle aziende e al riguardo il presidente del Veneto Luca Zaia è chiaro. Dovremmo confrontarci seriamente con il dottor Messina per capire su questa partita, cioè siamo al territorio di 600.000 imprese, di 150 miliardi di PIL all'anno. Intanto anche il sopravvento di Banca Intesa è più che evidente con il cambio di insegne. Dall'altro se ne va anche una perdita identitaria. Intanto nel pomeriggio, dopo le 17, molti dell'associazione Don Torta hanno incontrato a Montebelluna invece la senatrice Puppato e il sottosegretario Pierpaolo Baretta, proprio per discutere del loro futuro. Adesso a Padova l'aggressione agli autisti, aggressioni agli autisti dei bus, dei mezzi pubblici in genere, insomma anche il tram, gli anziani che sono impauriti da nulla facenti e bulli a bordo. E così questa mattina è scattata la mega operazione dei carabinieri che a bordo sono saliti. Vediamo. Dopo l'arresto di una persona molesta a bordo di un bus APS, 100 carabinieri sono di pattuglia sui mezzi pubblici e ci resteranno per tutto agosto. Dall'alba fino alla fine del servizio, gli uomini dell'Arma viaggeranno sui bus urbani, sul tram e anche sul Corriere della provincia per eseguire controlli. Perché ci sono degli orari in cui sarebbero assolutamente necessari, soprattutto verso le 6 del pomeriggio, cioè ci sono delle cose allucinanti. È bene che ci siano sempre o i carabinieri o la vigilanza, insomma, io sono d'accordo, senz'altro. È un controllo ulteriore che fanno, quindi ed è anche la dimostrazione che ci si tiene a questo servizio alla sicurezza, insomma, nel tram, quindi si sente più tranquillo? Sicuramente sì. Molti extracomunitari naturalmente, non si sa mai, in particolar modo se sono uomini e se sono in gruppo. Quello comunque fa sempre un po' di timore. Una cinquantina di pattuglie composte da 2 o 3 carabinieri sono in servizio in tutta la provincia, anche in Borghese, zone del territorio maggiormente osservate dall'Arma, il Cittadellese, l'Estense e i mezzi diretti nella zona termale, in questo periodo meta di molti turisti. Un servizio di prevenzione del crimine utile ai viaggiatori più anziani, alle donne e non solo. Sono a favore dei conducenti e dei controllori dei mezzi pubblici, perché abbiamo visto che c'è qualche persona che si è comportata male nei loro confronti, a volte anche sotto l'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche. Sul Padova abbiamo messo anche del personale in Borghese sui mezzi. Ora il referendum separatista e torniamo a Venezia. Marco Sitran, portavoce del gruppo Mestre Venezia Due Grandi Città, ha deciso di querelare il sindaco Brugnaro. Brugnaro sta attentando alla democrazia, al rispetto di ogni regola, patti elettorali, regolamenti, statuto, legge ordinaria del Rio, Costituzione della Repubblica Italiana, pur di evitare il referendum e la probabile divisione del Comune di Venezia, che gli farebbe perdere ogni ambizione politica di governo. Mena fendenti Marco Sitran, portavoce del gruppo separatista Mestre Venezia Due Grandi Città, nella sua querela depositata contro il sindaco Luigi Brugnaro per abuso di potere, conflitto di interesse e attentato alla Costituzione. Brugnaro, spiega Sitran, ha rifiutato ogni richiesta di dialogo con i promotori della proposta di legge definiti pubblicamente 4 sfigati e, in spregio agli accordi sottoscritti, è riuscito a far approvare una clausola dello Statuto della città metropolitana secondo cui il sindaco e il consiglio sono eletti a suffragio universale direttamente dai cittadini metropolitani, a condizione che non sia più necessario articolare il territorio del Comune di Venezia in più comuni, come invece previsto dalla legge del Rio. Nel motivare la querela, Sitran dice ancora che Brugnaro intende sollevare un conflitto di attribuzioni di potere verso il TAR, sapendo di creare un rilevante danno per i promotori del referendum che da 7 anni lavorano incessantemente per offrire nuove regole e un'amministrazione di prossimità.
A Padova invece ancora battaglia sul fronte politico perché l'opposizione chiede un consiglio comunale sul maxi aumento di stipendio per il portavoce di Giordani. All'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di Padova ci sarà anche lo stipendio d'oro del portavoce del sindaco Massimo Bettin. Gli 83.000 euro lordi annui deliberati dalla Giunta per il 31enne ex segretario del PD saranno oggetto di una richiesta di chiarimenti al sindaco Giordani da parte dell'opposizione. Questa è una sua nomina, è una nomina fiduciaria ed è giusto che ne risponda al Consiglio Comunale e quindi ai padovani nella sede istituzionale che è il Consiglio Comunale. L'opposizione vuole sapere quali siano i titoli qualificanti, il ruolo e soprattutto lo stipendio assegnato a Bettin, che non avrebbe gli stessi requisiti degli altri portavoce dei sindaci dei restanti comuni capoluogo del Veneto. Sono tutti laureati, giornalisti con un'esperienza appunto in testate giornalistiche molto importanti o comunque in ruoli di comunicazione. Qui a Padova abbiamo un diplomato la cui unica qualità è quella di essere stato segretario cittadino del Partito Democratico, che non ha nessuna esperienza specifica in materia. Adesso il report di Sindacato e Caritas sull'immigrazione nella Marca. Quasi un nuovo assunto su 3 nel 2016 è un immigrato e se gli stranieri sono in calo è perché sempre di più acquisiscono la cittadinanza. Il 27% dei nuovi assunti nella Marca nel 2016 è straniero, ma lo stesso concetto di immigrato va ripensato se si considera che il principale motivo per cui da 4 anni gli stranieri nel Trevigiano stanno diminuendo è perché diventano a tutti gli effetti italiani. La presenza degli immigrati nella Marca, fotografata per il 14° anno consecutivo dall'Anolf CISL, dice che lo Ius Soli, di cui tanto si discute, è già realtà. Lo scorso anno 7.858 stranieri hanno acquisito la cittadinanza e il 50% di questi è minorenne. I fatti sono questi. Modificare la legge sulla cittadinanza probabilmente sarebbe soltanto il prendere atto, non soltanto il prendere atto del fenomeno, ma anche il favorire una maggior stabilità, che è quello di cui abbiamo bisogno, soprattutto per le classi più giovani. Un'immigrazione tendenzialmente giovane è alla ricerca di comprendere se investire ancora di più all'interno di questo territorio oppure ragionare sullo spostarsi in altri suoli, insomma in altri territori anche non italiani. La sfida è trasformare questi giovani in una risorsa per il territorio. Il report stila i numeri che non fanno rumore: 90.339 gli immigrati in provincia a dicembre 2016. Di questi i richiedenti asilo non sono che il 3%, 2.700, e di questi quasi il 70% ha tra i 20 e i 29 anni. Per loro nel 2016 300 contratti di lavoro. I dati non ci parlano di emergenza, l'emergenza è costruita sul fatto di non voler affrontare la questione di queste persone che arrivano in maniera aperta per tutte le risorse che questo fenomeno può portare. Lavoro dunque, per ritornare ai numeri pre-crisi, quelli del 2008, mancano all'appello tra italiani e stranieri ancora 9.500 posti. Chi invece si adatta moltissimo sono i rumeni e chi invece sta crescendo moltissimo sono i cinesi, e su questo bisogna tenere conto come segnale per i prossimi anni. Adesso una notizia di servizio che riguarda l'area di Lamon in particolar modo, dove le autorità, dopo alcuni controlli effettuati negli acquedotti, fa sapere che l'acqua non è potabile per la presenza di alcuni batteri, quindi ora verranno effettuati alcuni approfondimenti e a nuova comunicazione, insomma, per sapere se si potrà di nuovo bere l'acqua del rubinetto. Restiamo nella zona di montagna perché ha scelto Cortina il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle per il suo matrimonio VIP con la bellissima Lavinia. Vestito blu con gilet, lui, uno splendido abito bianco in lungo per lei, calzato come un guanto con la delicatezza e le movenze di una principessa, velo e strascico per la bellissima Lavinia. Jacopo Berti e la 23enne Lavinia Palombini hanno detto sì. Il matrimonio VIP sabato a Cortina per il capogruppo dei 5 Stelle in regione. Politico padovano ma ampezzano d'adozione da parte di madre. A Cortina è anche maestro di sci, lei laureata in scienze giuridiche. Si sono conosciuti tramite amici comuni proprio in montagna 2 anni fa.
Un amore travolgente ed è stato subito sì eterno. La scelta radicale di sobrietà, non vera traccia di Grillo, Di Maio o Casaleggio Junior tra gli invitati, nessun nome altisonante, spazio solo ad amici e parenti più stretti, poi il banchetto in un rifugio di montagna e le foto tra i boschi della Perla delle Dolomiti. Ora qualche giorno di relax per i due, una luna di miele ad alto contenuto di romanticismo, il viaggio coast to coast negli Stati Uniti. Auguri ai due dunque, ora soltanto il tempo di ricordarvi che questa sera c'è 20 Dici come sempre, tema dedicato stasera all'emergenza siccità con Alessandro Bonet, Presidente di Piave Servizi, e Giuseppe Romano, Presidente del Consorzio Bonifica Piave. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo, buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'infernale anticiclone Lucifero regna sull'Italia, sarà un'altra splendida giornata di sole sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con splendida giornata soleggiata ovunque. Caldo intenso con temperature attese mediamente tra i 32 e i 38 gradi, ma punte frequenti anche di 39 gradi, minime tra 21 e 23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui il sole sarà splendente e i cieli saranno del tutto sereni ovunque. Anche in questo caso farà molto caldo con temperature massime previste tra i 33 e i 37 gradi, minime sui 22-23 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato e stabile anche qui con cieli del tutto sereni. Il clima sarà molto caldo con massime attese mediamente in valle sui 36-38 gradi, minime tra 19 e 20 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da sud-est lungo le coste e settentrionali al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.